Eder. Mech. Pallister. Io e Marco ci sentiamo sin dal primo giorno e ci sosteniamo a vicenda. Cerchiamo di farci forza e di ripeterci che, prima o poi, anche questa passerà, ma non è facile. Comprendo i tentativi della difesa, comprendo che ognuno faccia il suo lavoro, ma arriva un momento in cui bisogna dire basta. Io non ho fatto del male a Chiara, è la voce di Andrea Sempio, che torna a parlare pubblicamente in un'intervista rilasciata a Storie Italiane, dopo essere finito nuovamente sotto indagine per l'omicidio di Chiara Poggi, la giovane di Garlasco uccisa brutalmente il 13 agosto 2007, quando gli viene chiesto cosa ha provato nel momento in cui ha appreso la notizia della riapertura delle indagini nei suoi confronti. Andrea risponde senza esitazioni. La prima cosa che ho fatto è stata avvisare i miei genitori, dicendo loro, siamo di nuovo dentro questa storia. In quel momento ti crolla la realtà addosso. Tutto quello che pensavi fosse ormai alle spalle torna a travolgerti, è come un macigno che ti schiaccia, e non solo me, ma anche chi mi è vicino. La prima indagine su Andrea Sempio risale al 2016, quando la madre di Alberto Stasi, l'unico imputato condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara, presentò un esposto. In quell'atto si faceva riferimento ad alcune nuove valutazioni genetiche elaborate sulla base delle analisi disposte dal perito della Corte d'Appello bis nel 2014, secondo i consulenti della difesa di Stasi. Infatti, un profilo genetico trovato sotto le unghie di Chiara Poggi sarebbe riconducibile proprio ad Andrea Sempio. Tuttavia, nel 2017, il pubblico ministero di Pavia chiese l'archiviazione dell'indagine, e il giudice delle indagini preliminari accolse la richiesta. Adesso, a distanza di anni, la procura di Pavia ha deciso di riaprire il fascicolo. Sono state disposte nuove valutazioni genetiche e si attende l'esito di un incidente probatorio. Al momento, però, non è stato chiarito ufficialmente cosa verrà analizzato nello specifico. Sempio si mostra lucido, ma profondamente provato, e sente il bisogno di ribadire quanto questa situazione sia devastante non solo per lui, ma per tutti coloro che gli sono accanto. Questa vicenda si muove su due binari paralleli, quello legale e quello mediatico, e vi assicuro che il peso mediatico non è meno schiacciante. Non investe solo me, ma si riversa sulle persone che mi vogliono bene, sulle persone che mi sono vicine ogni giorno. È un disastro che travolge tutti. A chi gli chiede che tipo di rapporto avesse con Chiara Poggi, Andrea risponde con franchezza, quasi con distacco, a sottolineare quanto fossero lontani i loro mondi. L'unico ricordo davvero vivido che ho di Chiara risale a un pomeriggio in cui ero a casa sua, insieme a Marco e un altro amico. Loro giocavano al computer nella sua camera. Io ero seduto sul letto di Chiara, perché lo spazio era quello, e ricordo perfettamente il momento in cui lei entrò nella stanza. Mi venne spontaneo pensare che si sarebbe potuta arrabbiare vedendomi lì, seduto sul suo letto, ma questo perché non avevamo alcuna confidenza. L'ho incontrata pochissime volte, non c'è mai stato un dialogo vero tra noi, non avevamo contatti. Alla domanda più spinosa, ovvero come possa spiegare la presenza del suo profilo genetico sulle unghie di Chiara, Andrea cerca di fornire una spiegazione razionale. L'unica stanza della casa in cui non sono mai entrato è quella dei genitori, nelle altre stanze, inevitabilmente, sono passato, quindi non mi sorprenderebbe se, in qualche modo, una traccia si fosse depositata. Ma se davvero si vuol far passare l'idea che quel DNA sia finito lì durante un'aggressione, allora la quantità dovrebbe essere ben diversa. Non si dovrebbe parlare di una minima parte, ma di una quantità importante, che lasci pochi dubbi. Andrea torna anche a parlare dello scontrino del parcheggio di Videvano, più volte finito al centro di polemiche. Quello scontrino è stato descritto come un goffo tentativo di costruirmi un alibi. Ma io non ho mai voluto costruire nulla, ho semplicemente detto che quella mattina ero a Videvano, e quello scontrino lo dimostra, è la prova che dicevo la verità. Infine, fa chiarezza anche sulle telefonate effettuate a casa Poggi nei giorni precedenti al delitto, anch'esse spesso interpretate come un dettaglio sospetto. Avevo provato a contattare Marco sul cellulare, ma non riuscivo a parlargli. Lui stesso ha confermato che, nella zona in cui si trovava, c'erano diverse aree senza campo.
Così ho fatto 3 chiamate a casa Poggi per cercare di capire se fosse lì. In quella che è stata l'unica vera chiamata, della durata di 20 secondi, ho semplicemente chiesto quando sarebbe tornato, anche a volerci vedere qualcosa di losco. Che senso avrebbe? Cosa me ne faccio di una chiamata di 20 secondi fatta 3 giorni prima? Non ci vedo nulla che possa servire a organizzare un omicidio. Per Andrea Sempio, oggi, il peso di questa vicenda è tornato a essere insostenibile, e mentre la giustizia fa il suo corso, lui prova a difendersi, ancora una volta, da sospetti e accuse che, dice, non gli appartengono. Torniamo su un aspetto più volte proposto. Proprio nel mese di dicembre, quando Liliana spariva e poi moriva, il figlio di Sebastiano Visintin, Pier Giorgio, falliva con la sua gestione della Nuova Dolina, un ristorante. Io voglio che vengano indagati Sebastiano, il figlio, la moglie del figlio e anche i parenti di Sebastiano e tutti gli amici che lui aveva, che non sono mai stati sentiti. Il mio sospetto è che lui sia stato aiutato da qualcuno a costruire il tutto come suicidio. Quindi potrebbe centrare Pier Giorgio. Sì, il figlio di Sebastiano è stato sentito una volta all'inizio e non ha mai risposto alle domande che io mi chiedo ancora, ecco. Non sai neanche con chi hai a che fare, credimi. Io vorrei sapere cosa ha fatto il giorno quando è scomparsa mia sorella, magari anche il giorno prima e anche il giorno dopo. Al 30 dicembre, praticamente 2 settimane dopo che mia sorella era scomparsa, Sebastiano ha cercato un aiuto per andare a recuperare il figlio che aveva detto che era uscito di strada con l'automobile. Ha telefonato prima ai vicini chiedendogli appunto se hanno una corda e loro non avevano la corda. Poi ha chiamato un altro amico, quello che abita in Carnia, a 150 km. Mi sembra strano per un aiuto. E non ha chiamato neanche gli amici che erano a 10 km, quelli di Romance. Secondo me lui stava cercando una maniera per giustificare la sua assenza da casa, per parlare proprio con il figlio senza essere intercettato in qualche maniera. Sebastiano ha fatto una collezione di querele, non potrebbe fare lo stesso con te adesso? No, io mi assumo tutte le responsabilità di quello che dico, perché è un mio diritto sapere cosa è successo a mia sorella. Non si è suicidata, è stata uccisa vigliaccamente, barbaramente. C'è un assassino ancora che gira. Di cosa devo aver paura? Di chiedere la verità? Guarda, io sono amareggiato di tutto questo. Vengo accusato della morte di mia moglie. Tutte queste accuse che vengono fatte veramente mi fanno molto male. E qualcuno pensa che con te c'entri pure tuo figlio? Questa cosa è veramente vergognosa. Mio figlio non c'entra niente, anzi mi è stato vicino, specialmente quando c'è stato il funerale di mia moglie. Mio figlio è già stato sottoposto proprio a queste illazioni e proprio per questo lui si è allontanato da me. La cosa che mi manca di più è mia nipote, non l'ho più sentita, non l'ho più vista. Ma Pier Giorgio che ha fatto la mattina del 14? Io non so cosa abbia fatto mio figlio quel giorno, assolutamente, non posso saperlo. Le volte che ci siamo visti lui mi è stato vicino, mi teneva la mano, mi ha aiutato a superare questi momenti molto, molto difficili. La sera dell'incidente di Pier Giorgio, come mai ormai che c'eri non hai chiesto le corde anche a qualche amico residente negli Stati Uniti? Ho chiesto se avevano delle corde, mi hanno detto di no e basta, insomma. Sì, ma chiami un tuo amico che abitava a 10 milioni di anni luce da casa tua. Posso assicurarti che io non ho chiamato questo mio amico per avere delle corde, assolutamente. Per me era importante la persona che, diciamo, mi era più vicino in quei momenti là, che ero molto preoccupato. E quando hai finalmente raggiunto Pier Giorgio cosa avete fatto? Siete andati in bagno insieme? Ci siamo abbracciati, ognuno è andato per la sua strada. Io dico, ma non si vergognano queste persone a dire certe cose, a fare certe affermazioni. Sergio fa delle accuse, fa delle supposizioni, ma io sono convinto che non è frutto del suo cuore. Io credo che lui, dentro di lui sappia che io non c'entro niente per quello che è successo a Liliana. Sergio, tu hai perso tua sorella, io ho perso mia moglie, vogliamo insieme a cercare la verità di quello che è successo. Tu vuoi sapere come è morta tua sorella e io voglio sapere come è morta mia moglie. Insieme dobbiamo farlo, Sergio, insieme.
La lunga e tormentata vicenda giudiziaria relativa alla strage di Erba, avvenuta l'11 dicembre 2006, giunge a un nuovo capitolo con la recente decisione della Corte di Cassazione. I supremi giudici, dopo attenta valutazione, hanno rigettato il ricorso presentato dagli avvocati difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi, i coniugi storicamente condannati all'ergastolo per questi tragici eventi. Questa decisione arriva a seguito della precedente sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Brescia, che aveva già respinto una richiesta di revisione della condanna. Rosa Bazzi e Olindo Romano furono coinvolti in quella che è stata descritta come una delle vicende criminali più sconvolgenti della cronaca italiana. Nella sanguinosa notte, le vite di Raffaella Castagna, di suo figlio Youssef Marzouk, di soli 2 anni, e di sua madre, Paola Galli, vennero brutalmente spezzate. Secondo le ricostruzioni processuali, Rosa, armata di coltello, avrebbe inferto il colpo mortale al piccolo Youssef mentre Olindo, armato di spranca, contribuì all'atroce aggressione. Le fiamme appiccate nell'appartamento di Via Diaz erano destinate a cancellare ogni traccia dei crimini commessi, ma gli occhi dei vicini, svegliati dalla furia di quella notte, divennero testimoni involontari, nonostante la testimonianza di Mario Frigerio, sopravvissuto per una malformazione della carotide e testimone della scena. I coniugi Romano si sono sempre dichiarati innocenti, o ancora, nonostante tutte le sentenze abbiano avuto un carattere univoco nell'affermare la loro colpevolezza. Il loro legale, Fabio Schembri, non ha mai perso la speranza di ribaltare quanto stabilito dai tribunali. Nella recente udienza svoltasi in Cassazione, Schembri ha espresso, con esasperata fiducia, che Olindo e Rosa, pur scoraggiati da precedenti delusioni, nutrono ancora una speranza, quella di vedere accolto il loro ricorso. Secondo il difensore, vi sono elementi nuovi che potrebbero avere un impatto significativo sulla revisione della condanna a vita dei 2 coniugi. Tuttavia, il procuratore generale della Cassazione ha sottolineato che queste cosiddette prove nuove non sono altro che mere congetture, prive di concretezza e ancorate nella dimensione dell'astrazione. Nonostante la tenacità dimostrata dall'avvocato Schembri, la decisione della Cassazione segna, per ora, la fine di un complesso iter giudiziario, lasciando ancora irrisolta la battaglia per giustizia al centro dei sentimenti contrastanti di dolore e speranza. L'implacabile attesa di Olindo e Rosa, in questo lungo viaggio fatto di ricorsi e sentenze, continua a essere guidata dalla convinzione della loro innocenza e dal desiderio che, prima o poi, una revisione possa spargere nuova luce su una vicenda che non cessa di interrogare. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.